Dunque, oggi la signora, la consigliera regionale Enrica Baldini, di cui assolutamente stimiamo, abbiamo anche contribuito a farla eleggere e confidiamo anche che i 5 Stelle mettano il terzo mandato, chissà che ci sia ancora, e faremo tutto quello che è il nostro potere, cercare di riconfermarla insieme con gli altri consiglieri regionali Montanariello e Dolfin. Ha mandato oggi un comunicato che ha lanciato una campagna di sensibilizzazione supportata da una raccolta di firme per fermare l'ipotetico progetto di una centrale nucleare a Venezia, nella laguna di Venezia. La petizione è intitolata "No alla centrale nucleare nella laguna di Venezia", sottolinea i rischi e le preoccupazioni per il territorio e ha già raccolto, non ci mancherebbe altro, numerosi consensi. Ma anche il presidente Zaia, vi mettiamo nel link in descrizione, ha fatto più interventi su questo, e pur anche lui dicendo che non è contrario al nucleare, comunque è meglio che non sia nella laguna di Venezia. Ecco, allora, con tutto il rispetto sia del nostro presidente di regione, non è per piaceria che stimiamo, magari dopo vi dico di chi non stimo, ma non è sicuramente né la Baldini né il presidente della regione. Ho la netta impressione che né la Baldini né il presidente della regione siano informati su come funzionano questi nuovi reattori nucleari, che tra l'altro sono un po' più grandi di un container, e non usano l'acqua per raffreddarsi. Quindi quando parlano di pericoli per l'acqua eccetera eccetera, in realtà non è così. Resta comunque un costo, cioè una cosa che comunque ce l'abbiamo diciamo qua come spada di Damocle. Infatti sul Corriere della Sera di oggi c'è un articolo molto interessante, vi invito a leggerlo, vi invito a comprare i giornali, a leggere gli articoli, non fermatevi i titoli, non guardate, scusate, le cagate che fanno girare per esempio i Novax e cose del genere. E sull'articolo di oggi, che parla della crisi dell'automotive e delle automobili che vengono costruite sempre di meno, fra i problemi, i motivi di questa, diciamo, rarefazione della produzione di automobili, ma anche la rarefazione di produzione industriale, c'è il costo dell'energia. Infatti lo riporta la Gabbianelli sul Corriere della Sera di oggi, dice che in Italia per un megawattore abbiamo un costo di energetico di 103 euro, contro praticamente quasi il doppio rispetto alla Francia, che è di 49,3. Quindi un'industria in Francia per l'energia elettrica spende la metà di quello che spende in Italia, addirittura in Spagna 53,7. Poi ci sono altri paesi che sono un po' meno cari, un po' meno sotto i 103, ma comunque anche quelli tipo Germania eccetera. Ecco, allora il discorso che devo arrivare qual è? Che tutti dicono sì va bene, ma non qua. E allora dobbiamo puntare sulle sostenibili, quindi uno dice puntiamo sulle sostenibili, l'eolico, il fotovoltaico, ma c'è anche il biogas, e comunque anche c'è anche un articolo ieri sul Gazzettino a firma di Dovegan che parla di questo impianto di biogas dove il comune di Cavarzere legittimamente ha espresso parere contrario, e appunto è una fonte rinnovabile e sostenibile, e però ovviamente non fatela vicino a casa mia, e quindi anche qui ecco. Quindi allora dove vogliamo arrivare? Allora, premesso che a volte anche il sottoscritto pensa che serve da non fidarsi nessuno, perché ricordiamo i buoni tra virgolette Maria Rosa Bosco Chio e Roberto Rossi, che erano quelli dei no Mose, poi il Mose funzionava e allora si sono buttati sul nucleare, si sono inventati che facevano le centrali nucleari a Chioggia, una cosa che resisteva solo nella loro fantasia pur di acchiappare qualche voto. Abbiamo visto quello che hanno fatto l'impianto GPL, abbiamo visto questo sindaco che poi si è ripreso anche in giunta. Francamente diciamo comprendiamo che ovviamente io sono stato anche consigliere comunale, quindi durante le elezioni non puoi andare a dire alla gente quello che non vuole. Nota bene, le ultime elezioni, sono stato eletto 2 volte, la terza Chioggia Azzurra è nata come lista civica e abbiamo promesso di non promettere nulla, abbiamo perso, cioè, per dire, ecco. Quindi è comprensibilissimo che sia il presidente della regione Luca Zaia esprima a un anno delle elezioni regionali parere contrario a una di queste micro reattori che ovviamente dove possono essere costruiti in aperta campagna,
in cima al Monte Bianco, a 50 miglia dalla costa, li costruiranno, li realizzeranno dove servono, e quindi a Marghera che serve energia. Comunque, a parte questo, concludo, è ovvio che il nostro sistema democratico si basa sul consenso, quindi è inutile che un candidato, sia che voglia fare il candidato o sia che sia già che voglia mantenere, che possa dare opinioni contrarie diciamo, all'opinione pubblica, il caso sicuramente della centrale nucleare. Però sarebbe bello che almeno ci fossero degli amministratori illuminati e comprendessero che la vita non esiste solo nell'arco della loro legislatura, se sono eletti la prossima volta, esiste anche per la comunità, e se noi continueremo a snobbare le possibilità di avere energie alternative, anche il nucleare è alternativa, purtroppo non andremo da nessuna parte.